Benvenuti al sesto incontro con la storia d'Italia. Questo incontro è dedicato alla bella Gico Gin. Una bella Gico Gin, contrammina il vero, nascosto sotto il gin, contrammina il vero. In conclusione ci sarà l'esecuzione delle canzoni a lei dedicata. Chissà quante volte abbiamo sentito e canticchiato la canzone La bella Gico Gin, ma non tutti conoscono la storia di questa canzone, né tantomeno quella della donna a cui la canzone si riferisce. Le si vuole proporre entrambe perché esse, fra leggenda e realtà, sono parte della nostra storia. Era il 22 marzo del 1848 a Milano. Da sotto le barricate a Porta Tosa esce una bellissima ragazzina tremante per il freddo. È vestita con giubbotto, stivaloni e una larga gonna. A chi le chiede il nome risponde Gico Gin, diminutivo piemontese di Teresina. Gico Gin, tra i cospiratori, voleva dire anche Italia. Fuggita dal collegio e salita sulle barricate, riesce ad arruolarsi fra i volontari lombardi. Un giorno Manara le affida un messaggio urgente per la Marmora, il colonnello dei Bersaglieri. Ella è felice perché potrà vedere e conoscere il fondatore del corpo dei Bersaglieri. La Marmora ammira questa ragazza svelta e coraggiosa e la nomina vivandiera dei Bersaglieri. In quell'occasione conosce anche Goffredo Mameli, del quale si innamora per le sue poesie ardenti e per la famosa canzone Il canto degli italiani, Fratelli d'Italia. La sua fama esce dal battaglione dei Lombardi di Manara e raggiunge i paesini più piccoli della pianura, ma viene rintracciato dai suoi tutori e il ritorno in collegio è inevitabile. Fugge di nuovo, ma tutti i suoi eroi sono a Roma con Garibaldi. Stanno morendo sugli spalti della Repubblica e per la ragazza è un forte schianto nell'anima. Si sente sola, senza i suoi affetti più cari, pallida e ammalata. Non partecipa più alle varie imprese militari dei Bersaglieri. Il suo triste domani di fanciulla non le appartiene più. Ai primi di maggio del 1859 scoppia la seconda guerra di indipendenza e la bella Gico Gin, ripresasi dal suo dolore, parte vivandiera volontaria per il fronte. È vista da molti sul campo di battaglia di San Martino prodigarsi instancabilmente nel portare soccorso ai feriti, confortare i moribondi, rifornire di munizioni la prima linea fino a quando in un turbinio di fuoco scompare nuovamente. Nessuno la ritrova più, ma la leggenda dice che da quel giorno ella fu dovunque, nelle marce sotto le stelle o sotto il solleone, per generazioni e generazioni di bersaglieri a cadenzare il passo e a rendere meno tristi gli affetti lasciati. Poi più nulla. Di questa ragazza lombarda, ardente e coraggiosa, che ha così bene raffigurato la donna italiana del risorgimento, della bella Gico Gin non si conosce la fine. Nessuno seppe mai il suo vero nome, se mai fosse veramente esistita. Ma ella è sempre viva nel ricordo con la sua canzone che tutte le passate generazioni di bersaglieri hanno cantato e quelle future canteranno, e continua ad essere il simbolo luminoso di delicati sentimenti e di generosi impulsi nell'alone della leggenda. La bella Gico Gin non era solo sulle barricate. Tante altre donne che avevano scelto di seguire le gesta dei loro uomini per unificare l'Italia operavano sul campo di battaglia. Erano le vivandiere, che nel periodo risorgimentale erano delle inservienti militarizzate, aggregate ai reparti militari e munite di una regolare documentazione di accreditamento, sottoposte al regolamento di disciplina militare e dei codici militari, potevano essere armate ed erano assimilate a dei graduati. In guarnigione erogavano il servizio di mensa e lavanderia, gestivano lo spaccio, la merceria, la cartoleria, eccetera. In operazioni, oltre a svolgere mansioni sopra elencate, fungevano da infermieri per i chirurghi, mentre i musicanti erano utilizzati come portaferiti. Tra la prima e la seconda guerra di indipendenza si hanno notizie di almeno 3 vivandiere dell'esercito piemontese che vennero decorati di medaglia d'argento al valor militare. Nel corso del tempo l'attività delle vivandiere andò a confluire in quella delle infermiere, grazie anche e soprattutto alla nascita nel 1864 della Croce Rossa.
La più famosa tra le vivandiere e infermiere fu l'inglese Yes White Mario. Sposata con il patriota italiano Alberto Mario, partecipò come infermiera militare alla spedizione dei 1860, ai tentativi garibaldini di invasione dello Stato Pontificio 1862 e 1867, alla terza guerra di indipendenza 1866 e ad altre operazioni anche oltre i confini nazionali. Sull'Aspromonte nel 1862 medicò la ferita al piede di Garibaldi. E che dire dell'infermiera Florence Nightingale, che operò in Crimea per la cura dei feriti e dei colpiti dal colera, la quale nel suo scritto lascia la tangibile testimonianza dello spirito di abnegazione dell'infermiere volontario. L'assistenza è un'arte e se deve essere realizzata come un'arte richiede una devozione totale ed una dura preparazione, come per qualunque opera di pittore o di scultore, con la differenza che non si ha a che fare con una tela o un gelido marmo, ma con il corpo umano tempio dello Spirito di Dio. È una delle belle arti, anzi la più bella delle arti belle. Con loro c'erano idealmente Giuseppina Lazzaroni, conosciuta anche come Luisa Battistoni in Sassi, che atterra un creato e ne fa prigionieri 5, Erminia Manelli, che veste i panni del fratello bersagliere ferito e si fa uccidere a Custozza. Con loro era anche Colomba Antonietti. Colomba nacque il 19 ottobre del 1829 a Bastia, Umbra, e morì a Roma il 13 giugno 1849. Nel 1846, a 16 anni, sposò contro il parere della famiglia il conte Luigi Porzi di Imola, ufficiale delle truppe pontificie, ammaliato da questa bellissima e dolcissima ragazza dai capelli e occhi neri. Una licenza di lui fu l'occasione per unirsi in matrimonio, nella chiesa di San Giovanni Decollato, detta della Misericordia di Foligno, il 13 dicembre 1846, alla sola presenza del sacrestano e dei testimoni. Divenuto lui volontario in un reparto bersaglieri, lo seguì sui campi di battaglia della prima guerra di indipendenza come uno dei suoi soldati. Sulla grande parete della sala consiliare del municipio di Foligno campeggia l'affresco, opera del maestro Mariano Pervittori, dell'eroina Colomba Antonietti, morta a 20 anni a Roma, a Porta San Pancrazio, il 13 giugno 1849, a fianco del marito arruolatisi nella legione di Manara, mentre insieme partecipavano alla difesa della Repubblica Romana. Tutti i reparti bersaglieri hanno in dotazione un libricino tascabile detto canzoniere, che viene distribuito ai nuovi giunti ai reparti. Il bersagliere infatti non può fare a meno di cantare, egli canta nei trasferimenti, di passo e di corsa, canta durante lo svolgimento di attività lavorative e di gruppo non prettamente professionali, canta insomma per sentire meno la fatica e la nostalgia di casa, ma canta soprattutto per esprimere il vigore della propria giovinezza e tramandare quei momenti storici che appunto ogni canzone racchiude nelle sue strofe e nella sua melodia. Chi ha voglia di cantare è sempre giovane e continua deciso la strada della vita, superando ogni avversità. Nel canto non si possono riconoscere le piume più nere da quelle un po' sbiadite. Le voci si sommano e si fondono in una sola corale bersaglieresca. È in questo contesto che il bersagliere, fin dagli anni della costituzione del corpo, è indissolutamente legato alla musica, alle canzoni che ne hanno sempre da allora accompagnato la corsa e la storia. Per ricollegarci alla Gigogin è bene precisare che la prima di queste canzoni, la prima che ufficialmente la leggenda attribuisce al repertorio del bersagliere, si intitola La bella Gigogin. Va anche detto che la canzone, divenuta in seguito famosissima, non è di origine bersaglieresca, ma fu rubata ai caffè Chantal dell'epoca per dedicarla alle vivandiere, perché come si è visto la bella Gigogin era una di loro. La canzone fu scritta nel 1858. Le note sono del milanese Paolo Giorza, nato a Milano l'11 novembre 1832, il quale fu anche bersagliere da quando a 17 anni si arruolò nel corpo. Nel 1871 si trasferì in Australia, dove continuò la sua attività musicale,
tanto da essere oggi considerato uno dei massimi compositori australiani dell'Ottocento. Le sue vicissitudini lo portarono infine a morire poverissimo a Seattle, negli Stati Uniti d'America, il 4 maggio 1914. Secondo Giuseppe Fumagalli, l'autore delle parole può definirsi ignoto e quindi la canzone fu completata grazie ad un mosaico di strofe di vecchi canti e canzoni popolari lombardo-piemontesi e di altre regioni italiane. Sia per le parole che per la musica, la canzone riveste rilevanza storica per l'aspetto carbonaro che in quel periodo i patrioti solevano dare a particolari voci comuni che potevano essere proferite senza incorrere in punizioni, ma che nascondevano significati particolari, come ad esempio fu il caso forse più famoso del nome di Verdi, che fu trasformato nell'acronimo Viva Vittorio Emanuele, Re d'Italia. Così avvenne per la bella Gico Gin, come dimostra l'interpretazione carbonara, appunto che venne data al testo e alle sue prime esecuzioni. Gico Gin, in dialetto piemontese, è il vezzeggiativo di Teresina, che in quel periodo era usato dai carbonari per indicare l'Italia. Qui significa anche Vittorio Emanuele II, lo spingin, sposino, da spinghi, cioè spingere, nel senso di corteggiare con insistenza, è l'imperatore Francesco Napoleone III, al quale è richiesto di stringere alleanza, di maritarsi. Il tema principale del canto è quindi l'invito rivolto a Vittorio Emanuele II a concludere il matrimonio, ossia l'alleanza, e a fare avanti un passo per la liberazione dell'Italia dagli stranieri. Ma l'Ada è la Lombardia che non vuol mangiar polenta, cioè non gradisce gli austriaci che i lombardo-veneti volevano cacciare. La polenta, per il suo colore giallo, simboleggia infatti la bandiera dell'Austria. Il fatto che la canzone fosse in dialetto impedì agli austriaci di coglierne appieno il significato. Si tramanda che la canzone, in forma di polka, dedicata al popolo milanese, fu eseguita, suonata e cantata per la prima volta ufficialmente in pubblico la sera di San Silvestro del 1858 al Teatro Carcano di Milano, la cui storia inizia nel 1801. Infatti nel 1801 la società teatrale della Casa Carcano decide di trovare spazio per un nuovo grande teatro. L'area è quella dell'ex convento di San Lazzaro del XVI secolo, acquistato da Giuseppe Carcano. Lo stesso anno è commissionata all'architetto svizzero Luigi Canonica la costruzione del teatro, che venne inaugurato nel 1803. Il teatro vide le barricate delle 5 giornate, 22 e 28 marzo 1848, erette proprio davanti al suo ingresso in corso di Porta Romana. Fiero del suo blasone patriottico, fu il primo teatro a riprendere le rappresentazioni la sera del 30 marzo 1848 con la Compagnia Nazionale Lombarda diretta dal maestro Giuseppe Moncalvo. Dal 2014 assume la denominazione di Centro d'Arte Contemporanea Teatro Carcano, che ospita spettacoli di prosa, danza e musica. Dopo questo inciso ritorniamo a parlare della canzone. Era la vigilia della seconda guerra d'indipendenza, quella che vedrà la prima unificazione. C'era una strana atmosfera, si dice, quella sera. Chi era già stato informato aspettava che arrivasse la mezzanotte con impazienza e lo si capiva dal clima che serpeggiava nella sala gremita. Quando la banda civica, diretta dal maestro Gustavo Rossari, attaccò a suonare le note di quella polca, il pubblico comprese subito l'implicito messaggio contenuto. Tale fu l'entusiasmo che la banda dovette ripetere per ben 8 volte, poiché la gente, in sofferenza degli austriaci presenti, non smetteva di applaudire e cantare il ritornello. Così alle 4 del mattino di quel capodanno, quando la banda si recò davanti al palazzo del viceré austriaco per il consueto omaggio di inizio anno, una nutrita folla aveva seguito i musicisti e accompagnò col canto, quasi in un gesto di sfida e di ammonimento alle autorità austriache, l'esecuzione del ritornello della canzone.
Come detto, l'autore era sconosciuto, ma ne iniziarono a circolare decine di versioni e arrangiamenti, comunque tutte anti-austriache, tanto che le pubblicazioni e i ricordi vengono presto sequestrate dal governo austriaco. Si capì allora che anche la donna, Bella Gigogini, non era mai morta e che la sua giovinezza non era sfiorita. Infine, quando Vittorio Emanuele II, l'imperatore francese, entrarono in Milano dopo la vittoria dell'8 giugno 1859, sfilando sotto l'arco della pace in Corso Sempione, la canzone venne intonata dalla banda militare. La Bella Gigogin, al di là del suo significato patriottico per quei tempi, aveva un suono trascinante che coinvolgeva tutti gli amanti della musica. Infatti ebbe un tale successo che anche gli austriaci, che inizialmente non avevano intuito il significato che davano ad essa i patrioti italiani, l'avevano inserita nel repertorio delle bande militari. Era talmente loro gradita che, raccontano le storie, quando a Magenta si trovarono di fronte i francesi, intonarono le note della canzone in segno di attacco. Il fatto divertente è che gli stessi francesi, già rimasti anch'essi affascinati da quella musica, risposero col ritornello «Daghi avanti un passo», e quindi i due eserciti si affrontarono al suono della stessa canzone. Per la sua caratterizzazione patriottica, la canzone divenne ante litteram la nostra Lili Marlè, canzone conosciuta e cantata da tutti i soldati tedeschi anni dopo. L'universalità della canzone e la sua fama non sono inventate, e a dimostrazione di ciò si può ben ricordare che in Un passo del Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, nonché nell'omonima trasposizione cinematografica di Luchino Visconti, alcuni giovani cantano strofe della Bella Gigogin, trasformate in neni arabe. Il Gattopardo è ambientato nella Sicilia del 1860, nel momento del passaggio tra il dominio borbonico e il Regno d'Italia, all'interno di una delle più importanti famiglie aristocratiche dell'isola. Oggi nelle osterie di Milano si canta ancora questa canzone, che a ben vedere fu l'unica canzone patriottica italiana ad aver avuto e ad avere tuttora una dimensione popolare viva e che sia stata significativa per il risorgimento italiano. E ancora da decenni è la sigla ufficiale del Gazzettino Pagano, giornale radio della Lombardia trasmesso dalle stazioni di Rai Radio 1. Dopo l'unificazione d'Italia ci fu chi propose di farne l'inno nazionale. Abbiamo parlato del bersagliere che canta e ne abbiamo richiamato le capacità e l'estrosità del canto, ma non abbiamo parlato di quello che è il supporto strumentale che esprime la melodia, il supporto principe di questa ludica attività bersaglieresca, che è anche uno degli strumenti che hanno contribuito a mantenere viva la Bella Gigogin, la fanfara. La fanfara è una delle più significative ed esaltanti tra le tradizioni che sono nate e cresciute con la storia del corpo dei bersaglieri, che costituisce una simbiosi perfetta con i bersaglieri. Non potrebbero esserci bersaglieri senza fanfara, né fanfara senza bersaglieri. Le fanfare sono le depositarie della storia dei bersaglieri, quella suonata e cantata, perché attraverso i loro brani musicali non solo trasmettono vitalità e gioia, ma rievocano i momenti storici dell'Italia. Ma le fanfare non sono una creazione di Lamarbra, anche se a lui dobbiamo la loro nascita. Infatti è lui che nella sua proposizione previde che fra l'equipaggiamento di alcuni bersaglieri ci fosse un meraviglioso strumento, la tromba, ed un essenziale soldato, il trombettiere. In particolare vi è scritto che ogni compagnia doveva avere 13 trombette, 20 in tempo di guerra e un caporale trombettiere. Successivamente la riunione dei trombettieri delle varie compagnie diede origine alla fanfara di battaglione. In origine le trombe servivano per altri scopi, erano necessarie per i segnali di caserma e combattimento. A seconda degli squilli i bersaglieri si spostavano avanti, indietro, a destra, a sinistra, senza bisogno di altri ordini. Sempre con le trombe venivano avvisati della presenza del nemico, da quale parte arrivava, se dovevano attaccare o ripiegare. Spesso uno squillo di tromba dato al momento giusto volgeva a proprio favore l'esito di un combattimento. Lo stesso maresciallo Radeschi dovette ammettere: non possiamo non riconoscere le prove di valore che i bersaglieri hanno dato nella campagna, ma avevano dalla loro parte un'arma in più, le trombe. Le fanfare fanno vibrare ancora nei cuori i sentimenti di sano amor patrio ed universale fratellanza, contribuendo significativamente
al mantenimento di quel legame che unisce positivamente cittadini ed istituzioni, nonché al suo rafforzamento in termini di promozione, immagine e consenso. Molti poeti hanno scritto fiumi di parole sulle fanfare. Vi leggo un passo di Roberto Bracco, scritto nel 1911. Io vorrei che ogni mattina giungesse all'orecchio di ogni italiano lo strepito veloce e baldanzoso della fanfara dei bersaglieri. Ogni italiano sentirebbe così ogni mattina nel suo animo il ritmo benefico dei rapidi passi di un coro fantasma, fascinatore, perennemente in marcia verso la poesia della patria. E nella giornata di ogni italiano ci sarebbe qualche lacrima di meno, qualche sorriso di più. Numerosissime sono le canzoni bersaglieresche. Ogni fatto d'arme ha in dedico un brano, senza contare l'elaborazione per fanfare di brani d'alta estrazione e le composizioni nate semplicemente per amore delle piume nere. La prima musica scritta da Bersaglieri per i bersaglieri risale al 1859 e la troviamo nella composizione del maestro Bertolino dal titolo La battaglia di Palestro, che nelle varie trasformazioni oggi si riconosce col titolo di Bella non piangere. Le canzoni dei bersaglieri sono poesie scritte in versi da bravi maestri capaci di estendere e generalizzare l'esaltazione del merito e delle virtù che sono prese a soggetto lirico e di trasfondere al lettore l'emotività di cui il poeta si fa partecipe verso l'arte. Ed è forse in ciò il magico segreto della durevolezza di alcune composizioni, delle quali altrimenti il tempo facilmente avrebbe ragione. Col canto, come già detto, il bersagliere esprime tutta la sua vitalità, esultanza, baldanza e orgoglio, e in questo gli è di aiuto e di valente supporto la fanfara che è gelosa, custode del messaggio spirituale che essa stessa trasfonde. Con l'ascolto della canzone La Bella Gigogin termina il sesto incontro con la storia d'Italia. Non ho paura, però me dei cannoni, però l'avventura sarebbe che sarà. Oh che bella Gigogin, oh che bella lilla nera, oh che bella Gigogin, oh che bella lilla là, oh che bella Gigogin, oh che bella lilla nera, oh che bella Gigogin, oh che bella lilla là. A 15 anni faceva l'amore, Elisa del mio cuore, a 16 anni perdeva marito, Elisa del mio cuore. Oh che bella Gigogin, oh che bella lilla nera, oh che bella Gigogin, oh che bella lilla là, oh che bella Gigogin, oh che bella lilla nera, oh che bella Gigogin, oh che bella lilla là. Se vuoi venire alla festa del ballo, balleremo insieme, 14 quadriglie, per caravane con tutte le figlie, ballano un passo, Elisa del mio cuore. Aveva la finestra, e tutta ciminata, bello, bella moletta, bisogna del pazienza, lascia la parità. Oh che bella Gigogin, oh che bella lilla nera, oh che bella Gigogin, oh che bella lilla là, oh che bella Gigogin, oh che bella lilla nera, oh che bella Gigogin, oh che bella lilla là. Thank you.